Abbiamo al telefono, abbiamo cercato qualcuno ci ha chiesto di capire meglio la questione carburanti, qualcuno dei nostri ascoltatori ci ascolta sui 96,5 e noi vogliamo capire bene innanzitutto partendo per esempio dallo sciopero degli autotrasportatori e quindi siamo in collegamento telefonico con Antonio Vacca. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Buongiorno a loro, a voi. Antonio, è uno di loro, è uno di quelli che vive sulla strada e che quindi in prima persona, tramite la sua attività, la sua azienda, in qualche modo sta sperimentando questo aumento gigantesco dei costi. Innanzitutto partiamo esattamente da questo, Antonio. Quanto incide un aumento dei costi così elevato su un'azienda di trasporti e quindi poi anche immagino su tutto il resto? Allora, tenendo conto che a giugno, luglio, avevamo il gasolio a 1,37 euro, 1,38 euro, sì, IVA compresa. Adesso è arrivato a 2,30 euro, 2,35 euro. Mamma mia. Parliamo di 1 euro al litro. sì. Un camion di questa portata, un mezzo pesante, consuma vuoto carico intorno ai 3 km al litro, andare carico e tornare vuoto. Carico e carico ti fa intorno ai 2,3, 2,5, 2,6 al litro. Chilometri parliamo? Sì. Chilometri. Ok, se non mi perdo. Taranto-Milano 1000 chilometri, ci vogliono 700 litri di gasolio. Che in soldi sarebbero? I soldi oggi come oggi sono 1.500 euro. Perfetto, quindi Solo diciamo gasolio, fino a... poi c'è l'autostrada. Aspetta, certo. una domanda Antonio, Sì. oggi con la quotazione del prezzo di oggi, giusto? Del Sì. prezzo di oggi, sì. E quindi invece un anno fa era, immagino, Esatto, era più questo. sui 1000 No, euro. non un anno fa, qualche mese fa. Qualche mese fa, hai ragione, scusa, giugno-luglio, era Qualche mese fa, 1,40 euro, da 2,40 euro. Quindi costava la metà il viaggio in Più o termini meno. di benzina. Poco più della metà. Più della metà, ma proprio poco più. Poi i nostri committenti non sono quelli altri che stanno soffrendo come noi. La committenza certo. nostra non è altro che la produzione delle materie prime. certo. Dove Questo è andiamo un a altro caricare la problema. farina, andiamo a caricare la frutta, andiamo a caricare le verdure. Non è che li puoi chiedere l'aumento, che stanno soffrendo anche loro. E alla fine È un questo cane. è un cane che Alla si fine morde la la coda. È un cane che si morde la bisogna coda. fermarsi, Lei, Antonio, ha deciso di protestare o comunque è a favore di una protesta come quella che sta avvenendo oggi, che però appunto non coinvolge tutti, quindi vorremmo capire la sua posizione. Non coinvolge tutti perché c'è una fascia che lavora a chilometro, che trasporta per esempio benzina, gasolio, merci un po' più costose. Che Ok. quindi il committente non è che l'ENI, non è che la Kuwait, non è che i grossi. Le grandi compagnie petrolifere. E compagnie petrolifere che hanno un prezzo che poi sono quelli che ci stanno guadagnando. Quindi anche se rispettano il trasporto, loro si devono garantire la consegna del prodotto. Quindi questi pagano meno in sostanza perché... Pagano di più, pagano giusto, perché loro stessi ok, hanno ho capito. una media chilometrica che ti consente di lavorare, che poi sono quei trasportatori che sono contrari allo sciopero. Cioè pagano più il lavoro, ho capito bene? Lo pagano di più, Perfetto. perché è più oneroso e c'è più guadagno. Quindi diciamo che i loro trasportatori in qualche modo in questo momento non hanno si motivo sentono di meno protestare, minacciati. sono più protetti. Io le voglio spiegare, uno che trasporta l'Ilva, che porta ferro, quanto costa sto ferro? Beh, è bella Quanto domanda. costa questo coils che lo devo portare a Torino? Allora il costo del trasporto non equivale nemmeno alla materia prima che stai trasportando. Ok. E quindi l'Ilva che ti deve dire? Lascialo là il rotolo, al primo treno lo metto sopra e glielo porto. Sì. Così ci fa risparmiare. Quindi insomma il vostro timore è anche che venga scoraggiato il trasporto su gomma, quindi che le imprese trovino altre metodi. È scoraggiato perché l'anno scorso, i primi dell'anno scorso, ci hanno tolto le accise sull'Euro 3. La stragrande maggioranza dei mezzi pesanti ancora esistenti in Italia sono Euro 3, Euro 4. Togliendoci le accise, le agevolazioni sulle accise, che sono 18 centesimi al litro,
per noi tenete conto che l'IVA non è un costo. L'IVA noi la recuperiamo Io mi sulle sono perso un fatture attimo, nel senso che ci sono poi delle parti che io non capisco, Antonio, giusto per farla più facile, perché poi siamo in chiusura. Nel momento in cui ti tolgono le accise, significa che tu stai pagando di più, giusto? Sto pagando il gasolio come lo pagheresti tu che con la Sì, non tua- c'è, non c'è un'agevolazione. Non c'è un'agevolazione. Quindi aumenta tutto. L'IVA soltanto praticamente. io la recupero sulle fatture attive, Certo. però quello sconto che io avevo nelle accise, per l'agevolazione che hanno i pescatori, per esempio, che hanno il gasolio verde, Sì, o quello agricolo. gli agricoltori, Certo. gli agricoltori che hanno il gasolio agricolo, che loro sono agevolati proprio in questo senso, le accise sono ridotte. Anche noi autotrasportatori negli ultimi anni ci hanno riconosciuto le accise. Adesso invece questa cosa, insomma, Adesso le riconoscono fino all'Euro 5. ecco. Va bene, noi siamo davvero in chiusura. Ti ringrazio per essere stato con noi, grazie mille ad Antonio Vacca per averci raccontato il punto di vista degli autotrasportatori in un giorno importante per questa categoria che scende in piazza. Buona giornata e buon lavoro. Arrivederci.